questa bella canzone di Luigi Maiadon, questa faccia, il Johnny Cash italiano. Esatto, noi andiamo avanti. Ormai l'hai detto. Andiamo avanti con la nostra trasmissione e dicevamo ci spostiamo verso l'Ucraina perché ormai è prossima all'entrata nell'Unione Europea, perché dopo il voto simultaneo dei parlamenti europei e ucraini ieri questo trattato di vicinanza è certamente un passo diplomatico e politico importante, ma ci sono altre questioni se volete un po' più concrete sul piatto, ad esempio le armi che arrivano dall'Unione Europea allo sbandato esercito ucraino e tante altre di queste cose che la stampa italiana non vi dice, ma potete andarvi a trovare in inglese sul sito Russia Today, oppure sentendo Radio Padania, perché oggi noi ne parliamo con una vostra conoscenza, cari ascoltatori, che è Max Ferrari. Ciao Max, ci sei? Sì, ciao, buonasera a tutti. Max, ci dai un po' una lettura di quello che sta succedendo in questo momento nell'est Ucraina e in Crimea e quali sono le poste in gioco in una partita che sembra diventare ogni giorno più bollente e più rischiosa in realtà? Sì, intanto se mi permetti aggiungo alle informazioni corrette che hai dato una cosa importante, perché in lingua italiana ormai una fonte di informazioni importante, anzi direi importantissima, è diventato il sito della nostra associazione Lombardia Russia, che a detta degli stessi addetti ai lavori, degli stessi russi, è fatto veramente bene. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto l'amico varesino Gian Matteo Ferrari, che è quello che 7-8 ore al giorno a titolo del tutto gratuito fuori dal lavoro aggiorna il sito, e ci sono davvero tantissime notizie, quindi per chi già non conoscesse l'associazione Lombardia Russia, basta andare su Google, si trova. Adesso diciamo che la versione più aggiornata la trovate su Facebook, però insomma consiglio a tutti di andarci. La partita in gioco ve la faccio breve, vi dico le cose che contano. I russi non potranno mai permettersi di perdere l'Ucraina orientale, che di fatto è stata Russia per secoli, e poi, così come la Crimea fu regalata in una notte di ubriachezza da parte di Nikita Khrushchev, qui la regione del Donbass e dell'Ucraina orientale, che è russofona ed è diversa dal resto dell'Ucraina, e per lingua e per religione, che è simile ma non uguale, perché sappiamo benissimo che l'Ucraina orientale segue il patriarcato di Mosca, gli altri invece sono divisi tra cattolici uniati e patriarcati vari. Ecco, la Russia non potrà mai permettersi di perdere l'Ucraina orientale, perché in Ucraina orientale ci sono tutti gli stabilimenti più importanti, se vogliamo, per Mosca, che sono quelli legati all'industria pesante, all'industria militare e anche all'industria militare di precisione. Quindi parliamo di missili, di satelliti, parliamo di relazioni vitali reciprocamente per gli ucraini orientali, o filorussi che dir si voglia, e per i russi della Federazione Russa propriamente detta. Dall'altra parte c'è invece questo intestardimento del governo di Kiev, che assolutamente vorrebbe mettere il suo timbro in maniera dura su una parte del paese che ormai è totalmente sganciata. Adesso, dopo migliaia di morti e con mesi di ritardo, si sta arrivando alla bella pensata di una sorta di federazione. Noi sulla Padania l'avevamo detto fin da prima che scoppiasse la guerra, che la soluzione più giusta per l'Ucraina sarebbe stata una sorta di secessione di velluto, sull'esempio di quella avvenuta nel 1993 in Cecoslovacchia, tra Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, e se non si fosse divenuti ad una cosa di questo tipo, si poteva tranquillamente pensare ad una costituzione di tipo federale, cosa poi proposta anche dai russi, da Putin in persona, che prima che scoppiasse la guerra aveva più volte detto che una soluzione federale sarebbe stata l'ideale per il paese. Si è voluto invece arrivare allo scontro negando ogni diritto all'autodeterminazione alle regioni orientali, ma qui insomma
qui andiamo anche in un panorama italiano, no? Anche qui si nega tutto, lì però ecco, dopo che Donetsk, scusate, e Lugansk hanno votato, e la stragrande maggioranza dei cittadini liberamente recatasi al voto ha votato per l'autodeterminazione di questi territori orientali. Ecco, lì la risposta dell'esercito è stata durissima. Quello che qui non ci hanno raccontato è che ci sono state delle vere e proprie ripetute stragi di civili, si parla di migliaia di persone, non soltanto i cosiddetti ribelli armati, ma proprio donne, bambini, ci sono ore e ore di video e anche semplici fotografie raccapriccianti che le televisioni italiane ed europee in generale non hanno mai mostrato. Ci sono stati attacchi aerei sugli ospedali, si sono usate armi assolutamente vietate dalle varie convenzioni di guerra, si è usato il fosforo bianco, ne hanno combinate di tutti i colori, e chiudo dicendo che è un po' paradossale, no? Perché l'Europa voleva intervenire all'inizio della crisi, quando il presidente cosiddetto filorusso usava i manganelli contro la folla in piazza Maidan e si diceva questo è un bruto, va assolutamente fermato, e possiamo anche essere d'accordo. Poi però quando il nuovo presidente filo-occidentale ha scatenato le sue guarnigioni e migliaia di truppe irregolari che ne hanno combinate di tutti i colori, uccidendo, distruggendo, usando armi assolutamente non convenzionali, anche armi chimiche, contro i civili, ecco qui non ci è detto assolutamente nulla, anzi liberi di agire. Quindi come al solito 2 pesi e 2 misure, e poi vabbè, l'altro grande capitolo è quello dell'abbattimento dell'aereo malese, che è stato usato come pretesto per indurire le sanzioni e per attaccare in maniera grave commercialmente la Russia, non rendendosi bene conto che tutto sommato la Russia può resistere, ma che queste sanzioni si sono poi ritorte contro l'Unione Europea, soprattutto contro l'Italia. Sappiamo bene perché ogni giorno si misurano nuovi e gravi danni alla nostra economia. Ecco, appunto su questo, 2 cose. La prima, le ripercussioni a medio e lungo termine sul nostro paese, non solo sulla nostra economia. Quindi a tutto tondo, quali sono le conseguenze di questa presa di posizione fortissima nei confronti di un paese come la Russia? E la seconda, sembra che faccia ridere, ma sinceramente a me non fa molto ridere, il rischio di un conflitto nucleare, quanto può essere possibile anche non nell'immediato, ecco. Ma sul nucleare ti rispondo subito. Intanto pochissimi sanno, io ho scritto tanti articoli in questi anni, vabbè, nel mio piccolo, nel nostro piccolo nessuno lo scrive. La centrale di Chernobyl, che tutti tristemente conosciamo, non è assolutamente stata ancora messa in sicurezza. Lì il famoso sarcofago che in teoria dovrebbe coprire i reattori che hanno ceduto, che hanno causato il famoso incidente, il sarcofago è ormai semidistrutto, con dei buchi enormi. Adesso, dopo una serie di reiterati appelli delle varie organizzazioni umanitarie dei più vari colori, c'è una ditta che si sta occupando con i fondi raccolti con grandissima difficoltà dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Giappone. Adesso stanno cercando di erigere un nuovo sarcofago per evitare che anche a causa pioggia magari si innesti una nuova reazione nucleare. Però anche lì è paradossale, no? Perché si trovano i soldi, migliaia di miliardi per fare le guerre, mandare le armi, eccetera, e in anni e anni, adesso quanto sarà passato da Chernobyl, fate voi il calcolo. 86, quindi 28 anni. Dall'86 il mondo, perché il mondo si era impegnato, il mondo non ha trovato i soldi per fare una copertura di cemento armato dei reattori ancora pericolosi. Però questo per dire, di potenziali Chernobyl in Ucraina ce ne sono tante. Non a caso 2 mesi fa alcune di queste milizie di scatenati dell'Ucraina occidentale avevano occupato
una centrale nucleare nel nord-est dell'Ucraina, minacciando di farsi esplodere, di farla esplodere, insomma. Sono tutte situazioni di non controllo, di anarchia, di fortissimo rischio. Quindi io adesso non sto parlando di nucleare convenzionale, perché leggevo anche, no, adesso si fanno tutte le ipotesi di guerre nucleari convenzionali. Qui io parlo anche di incidenti scatenati da imbecilli o da fanatici o da persone che si trovano nel posto sbagliato senza le giuste competenze. Quindi questo è un rischio fortissimo. E l'altro dato, quello che dicevi tu, quello dell'economia, vabbè, insomma, basta aprire il giornale, ormai le notizie, anche se qui c'è una censura totale, trapelano e si va dall'agroalimentare in crisi, ai immobilieri, a coloro che esportano i famosi beni di lusso, alla moda, alle scarpe. Ogni giorno si aggiunge qualche settore le lamentele delle varie categorie si vanno ad assommare. Quello che secondo me è sbagliato e non serve a nulla è che tutti questi produttori e queste associazioni di categoria non condannano le sanzioni dell'Europa, che hanno poi come reazione provocato l'embargo russo, ma dopo essersi lamentati per i milioni di euro persi dicono: ah, che disastro, l'Unione Europea ci deve venire incontro e ci deve in qualche modo risarcire. Questo è un modo veramente sbagliato di porsi, perché intanto l'Unione Europea ha promesso di risarcire taluni, altri no, ma dando veramente 4 soldi di elemosina, tant'è che qualcuno giustamente dice: con questi soldi ci mettiamo tutti insieme e no a berci un caffè. Non è questo il modo. Le associazioni dovrebbero, ma non lo fanno perché hanno paura di far arrabbiare qualcuno nei potenti palazzi di Bruxelles. Le associazioni dovrebbero dire basta a queste ridicole e assurde sanzioni, anche perché, l'abbiamo ripetuto, la base forte su cui si poggiano le sanzioni è la presunzione di colpevolezza dei russi, che in teoria avrebbero abbattuto l'aereo malese, ma sappiamo benissimo che non è andata così, tant'è che, l'avrete già detto, ieri i nostri europarlamentari, parlo della Lega, in seduta plenaria all'Assemblea del Parlamento Europeo di Bruxelles, hanno posto un quesito molto interessante, di cui naturalmente i giornali non parlano. Hanno detto: visto che ci sono queste sanzioni, che le sanzioni le abbiamo messe sulla base del fatto che ci avete raccontato che i russi cattivi hanno abbattuto l'aereo, possiamo sapere a che punto sono arrivate le inchieste, qual è la verità, dove sono finite le scatole nere, che cosa dicono le scatole nere? È vero che Buonanno nell'interrogazione scritta ha scritto: è vero che i parlamenti di Belgio, Ucraina e Olanda si sono messi d'accordo per mantenere segreti i risultati dell'inchiesta. Se alla Commissione Europea risulta che questo è vero, può la Commissione Europea spiegare il perché di questi tentativi di secretare e di non rendere pubbliche le risultanze dell'inchiesta? Voi capite che sono domande capitali, no? E poi, da quando i giornali malesi hanno scritto che molto probabilmente a buttare giù l'aereo non sono stati né i russi né i filorussi, ma è stato un caccia dell'aviazione militare ucraina, ecco, da quel giorno lì non si è più parlato dell'incidente. Tutte strane coincidenze, no? Stranissime. Sta di fatto che comunque, ecco, sulla base di tutte queste cose non provate, delle balle dei giornali, perché tutti i giorni ci sono delle bugie, delle censure colossali, noi di fatto siamo entrati in una fase di preguerra, ma di guerra invece conclamata a livello commerciale con la Russia, che io credo proprio che non potremo vincere. Sicuramente faremo dei danni alla Russia, ma la porteremo probabilmente anche a delle mosse che Putin non vorrebbe fare, perché sono controproducenti anche per lui, come tagliarci il gas o comunque ridurci le emissioni di gas, cosa che credo proprio che i russi non vogliano fare, perché non tanto perché sono buoni e ci vogliono bene, ma anche perché per loro sarebbe un salasso, cosa che non hanno mai fatto, no? Perché in decenni di forniture dalla Russia non ci sono mai state mancanze e manchevolezze da parte loro. Però è chiaro che se questo stato di cose si dovesse protrarre, staremo a vedere. In queste ore qualche spiraglio di luce dall'Ucraina sta arrivando, perché insomma sembra che anche Poroshenko, il presidente ucraino, stia perlomeno facendo buon viso a cattivo gioco e abbia un po' allentato
allentato la presa e le pretese. Però ecco, l'Unione Europea a Bruxelles vede sicuramente dei giocatori non all'altezza, e soprattutto delle persone con dei grandi pregiudizi e dei grandi interessi che non sono i nostri. Grazie mille Max, vedremo come va a finire, sapendo bene che però gli ultimi due che si sono messi contro la Russia, Napoleone e quell'altro coi baffi, non è andata tanto bene, quindi insomma adesso abbiamo una grande stratega. La Mogherini ce la farà, la Mogherini piegherà l'orso russo. Grazie Max. Siamo in una botte di ferro. Grazie Max, grazie mille Max Ferrari, e quindi buona Mogherini a tutti. Per oggi è finita la nostra puntata. Una settimana all'insieme della Mogherini. Esatto, la vostra Mogherinitudine coltivatela. Dopo questa trasmissione dite la vostra con Alessandro Morelli, a tra pochissimo, dopodiché c'è Pierluigi Pellegrini, il punto politico, meglio il punto e basta, e poi il grande palinsesto della noce di Radio Padania, quindi rimanete con noi per Rebelot. Per ora è tutto, l'appuntamento è domani alle 4:30. Ciao! Ciao! Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc